Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie regista Natalia, nostra Radio Libertà. Noi siamo Ufficio Rapporti Sociali e abbiamo un ufficio di volontariato, un'associazione di volontariati a servizio dei cittadini. Quindi noi trattiamo argomenti che possiamo aiutare a risolvere i problemi che ci vengono rivolti, riguardanti per esempio i problemi per i patronati, di quanto pensioni, reversibilità, riconteggi, eccetera, sociali come emergenze abitative che adesso stanno succedendo, ACT, bonus vari, eccetera, problemi legali, civili, penali, perché quando non capisci una cosa, commetti un errore, poi magari chiarendola bene con chi è pratico, risolvi il problema, però se non riesci a farlo lo paghi e stai zitto. Problemi condominiali, CAF, problemi delle pensioni, e noi, chi ha bisogno di noi, deve venire, se deve fare personalmente, a None, in via Volvera 3, al martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì siamo presenti con gli interessati dalle 14 alle 16. Allora potete collegarci con noi o per telefono o tramite l'email. Il telefono è 328 07 15 232. La mail è ufrapportisociali@libero.it. Siamo al servizio del cittadino, ringraziando sempre Radio Libertà che ci consente, con l'attenuante del nostro tema di filo diretto, di trattare e poter chiedere a chiunque di voi una domanda per scusate un attimo, sono venuto 10 minuti fa. Dormivi. Pronto? E quindi per chi volesse invece chiamare in radio e dare informazioni, 02 92 94 7222 oppure messaggi al 340 6709 659. Il nostro primo collegamento è fatto col nostro tecnico De Maria Ubaldo, al quale lo ringrazio per essere in linea, e mentre gli do il passaggio di parlare a lui, io vado poi a fare una commissione 5 minuti. Ciao Ubaldo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Ubaldo, visto che sei qui e tu devi darci tanti temi da trattare che ci sono, poi io ti faccio una domanda per un piccolo accessorio, perché dice che il piccolo accessorio è un grande aiuto e in auto non dovrebbe mancare, che sarebbe un accessorio fondamentale per il cellulare in auto, migliora la sicurezza, evita multe salate e rende ogni viaggio più pratico. Ti lascio parlare almeno per 5 minuti, intanto io faccio una commissione, ok? Ma va bene, d'accordo. Chiedo scusa, ma io abito in prossimità dell'aeroporto di Caselle e quindi, come se potete sentire, gli aerei continuano a passare. Allora, parlando di sicurezza, io posso solo dire una cosa, che io sono un venditore e quindi di conseguenza il cellulare è a rischio usarlo in macchina in tutte le condizioni. Quindi io personalmente sono un fautore del Bluetooth, delle cuffiette, oppure dell'utilizzo del telefono tramite la vettura, che ormai le vetture nuove hanno tutti l'aggancio in automatico con il telefono, mentre le vetture di nuova concezione. Chi ha la vettura vecchia usi assolutamente il Bluetooth, la cuffietta, perché oggi è veramente pericoloso. Uno, pericoloso per la propria salute e per la salute anche degli altri, di chi si incontra. Usare il telefono in macchina, ma oltremodo è deleterio, perché ho sentito dire che ci sono addirittura dei vigili, dei tutori della legge che girano in borghese e fotografano
le vetture con alla guida la gente, cioè l'autista con il telefono in mano. E sono multe salatissime, oltre che a togliere i punti e il rischio che si corre comunque, perché onestamente io ribadisco, sono uno che vive in macchina e faccio un sacco di chilometri, il telefono, ci lavoro col telefono, ma io o uso il telefono tramite la vettura, io non guardo mai il telefono, e se devo prenderlo in mano, sinceramente, quasi al 90%, al massimo io posso fare, posso aprirlo lasciandolo sul cruscotto, ma solo per vedere chi è che chiama e rispondere tramite il volante, oppure se devo rispondere in altro modo, ma proprio utilizzando il telefono per leggere qualcosa, che mi fermo in una piazzola. Quindi questo è veramente una cosa importante, è un'educazione che tutti dovremmo avere. Troppi incidenti avvengono proprio per la disattenzione provocata dall'utilizzo del telefono, dal guardare il telefono mentre uno guida. E quindi è una cosa assolutamente di vitale importanza. L'educazione stradale dice non usare il telefono se non nel modo più corretto, cioè, come ho già detto e ribadisco, rispondendo tramite la vettura o tramite il Bluetooth, la classica cuffietta. Uno tocca col dito il pulsantino e nell'orecchio sente la voce di chi chiama. Questa è una cosa fondamentale secondo me, anche perché, come ripeto, io girando noto un sacco di incidenti, ma soprattutto incidenti, per dire, il classico tamponamento sulla tangenziale o sull'autostrada. Chiedo scusa, non può avvenire perché se uno è disattento è praticamente impossibile. Il problema è, se uno è attento, se uno è attento alla guida, non può andare a tamponare quello davanti in autostrada su un rettilineo. Quindi ecco perché, ribadisco, è di vitale importanza l'educazione e il rispetto per gli altri, per se stessi e per gli altri, quindi nell'utilizzare con coscienza il telefono in vettura. Passiamo a una notizia che posso darvi. Diciamo domenica prossima, 16 novembre, a Fournier c'è un raduno tattico di autovetture d'epoca. Come sapete, io sono un fautore delle vetture storiche, e quindi consiglio a tutti di fare un giro, anche perché si tratta di un raduno molto bello, con la possibilità di mangiare ad un costo relativamente basso e passare una domenica di in compagnia, ok? Altre cose sono poi difficoltà, a breve, tra l'altro, sì, chiedo scusa, c'è poi, sempre parlando di sport, c'è il rally team, chiedo scusa, il team, si svolgerà a Settimo, vicino alla località di Settimo, in poche parole, e adesso cerco di darvi qualche notizia in più, se riesco. Dunque, anche qui mi sono stato preso un po' la sprovvista. Comunque, allora, un attimo solo, anch'io arrivo, e Luigi mi ha abbandonato oggi. No, ci sono, io sono qui che ti sento. Sei qui che mi ascolti, meno male. No, sì, ti sento una perché volevo aiutarti a chiarire le problematiche che ti avevo chiesto, appunto, che dicono che è un grande aiuto, no, per le auto, eccetera. Ritornando al tema di prima un attimo, qui dice che è giusto, perché il mercato offre una varietà sorprendente di supporti, no? Dice ecco perché te lo chiedo a te, perché tu vivi con quelle cose lì, pensati per adattarsi ad ogni esigenza e ad ogni tipo di vettura, e ti dice le principali categorie. Te le leggo un attimo, tu mi vedi poi a quale appartiene e come sono le altre. Qui dice: i supporti a ventosa si fissano in parabrezza o al cruscotto, sono versatili, orientabili, facili da installare. Poi supporto per bocchette d'aria,
leggeri e discreti, si agganciano alle griglie, eccetera, supporti magnetici, supporti induzione con ricarica wireless e supporti tra CD o da portabicchieri. Tu puoi dare una spiegazione a questi 5 tipi di supporto che servono per la stessa cosa, cioè per migliorare il senso di ascolto nella macchina, o no? O è sbagliato? Cosa ne dici? Questo è come lo scrivono loro. Ho capito. Allora, questi supporti sono applicabili, come hai detto tu, al vetro, al cristallo, oppure sul cruscotto o sulla bocchetta dell'aria. Servono per agganciare il telefono. Ma una volta che tu hai agganciato il telefono, chiedo scusa, anche se ce l'hai lì, le mani sì, ce l'hai libere, non lo prendi in mano, però poi viene spontaneo, e questo lo parlo quasi per esperienza, viene spontaneo che quando c'è la chiamata si vede e quindi si risponde, come ho detto, con l'ausilio della vettura o con le cuffie, se si è collegato se si hanno le cuffiette collegate al telefono. Altrimenti viene quasi spontaneo, schiacciare rispondi. L'unico vantaggio è, sì, è vero, ci si raccomanda, cioè si schiaccia il pulsantino rispondi e non si tocca il telefono. Teoricamente sono comunque più sicure che prendere il telefono in mano. Diciamo che personalmente io ho provato e sperimentato. Allora, quelle a ventosa che si applicano sul parabrezza sono forse le più comode, perché rimangono abbastanza ferme. Quelle e trattengono il telefono. Poi ci sono appunto di varie dimensioni, varie tipologie relative comunque all'utilizzo, cioè alla misura, alle dimensioni del cellulare. Le altre sono un po' tutte funzionali. L'importante, ribadisco, per una questione di sicurezza è che il telefono non va preso in mano. Quindi quello sì, effettivamente io non sono un gran fautore di queste cose, perché poi per paura siccome lo uso molto il cellulare, ho una custodia che me lo chiude tutto e quindi devo comunque aprirlo e su questi apparecchi non riesco ad agganciarlo. Però chi ha solo il telefono in sé, sì, sono comodi, non bisogna toccarli, però basta schiacciare solo per rispondere. Sì, ma io ti facevo questo, ti rubo ancora un minuto, poi ti lascio andare perché sì. Ti scuso di aver preso 5 minuti. No, volevo dirti, ma se serve per risolvere il problema dell'interno in auto, ma perché ci sono vari modelli, vari tipi, e poi alcuni costano, pensa, te lo dico perché c'è scritto così, almeno io da buon novantenne non capisco niente. Qui dice che sono prezzi medi, no? Allora, modelli base da 5 a 10 euro, poi modelli standard da 10 a 20 euro, poi supporti magnetici da 20 a 50 euro. Ma perché? Non ci vuole una stessa cosa per parlare con lo stesso telefonino in macchina o è problematico? Anche questo è importante. No. Un conto è spendere 5, un conto è spendere 50. Questi dispositivi sono solo ed esclusivamente per bloccare il telefono. Non servono per rispondere al telefono, non servono a nulla. Questi sono solo per tenere fermo il telefono, diciamo, a vista di chi guida. Non è e ce ne sono di vari tipi, anche perché dipende, perché ad esempio quelli da applicare al cruscotto costano di più, perché devono fare in modo di non rovinare il cruscotto. Deve esserci la possibilità di toglierli e metterli senza rovinare il cruscotto. Questa è la cosa importante. Però non servono per rispondere al telefono. Per rispondere al telefono ci sono solo due o tramite cioè tre. Allora, o con il telefono in mano o tramite le vetture, diciamo il Bluetooth delle vetture, che puoi parlare, puoi rispondere direttamente toccando il pulsantino sul volante di solito, sulle vetture abbastanza recenti, oppure con le cuffie o tipo quelle che uso io.
per rispondere al telefono, ok? Questi Sì, no, è importante perché sai che adesso con le macchine per bloccare il essere telefono. installato nelle auto nuove quando le fanno, no? Penso così, credo. No. Ah, no? Vedi, sono tutti accessori. Ah, ecco, vedi, così anche qua. Comunque ti ringrazio, scusami se ti ho rubato qualche minuto, ma poi ti spiegherò cosa mi è capitato. Quindi grazie perché so che tu sei sempre presente, preparati per sabato prossimo perché rientra ancora anche. No, mi prendo subito un out. Io sabato prossimo sarò in viaggio all'orario di Radio Libertà verso l'Islanda per un viaggio di una settimana, quindi la prossima settimana non ci sarò. Va bene, ci vediamo fra 2 allora, tranquillo. Comunque ti ringrazio, un bacione e poi ci seguiamo, okay? Vai. Anzi no, scusate, per 2 sabati non ci sarò, perché io torno poi domenica 23 dall'Islanda. Va bene, 29 okay. Ti chiamo. Esatto, il 29 ci sarò sicuro e vi porterò un po' di notizie, ok? Grazie, bello, un bacione, grazie per aver accettato l'invito. Un abbraccio, buon weekend a tutti, grazie a tutti gli ascoltatori. Sì. Ciao. Grazie, ciao, grazie. Natalia, chiedo scusa ma avevo un problema. Comunque il nostro collaboratore ha parlato e la gente ci ha ascoltato. Adesso mentre ti riesci a metterti in contatto con il presidente dell'associazione Senza Limiti, Gianni Ferigo, spiego il perché l'ho chiamato. A parte che fa parte del gruppo della famiglia, eccetera, ma so che c'è un torneo di calcetto in memoria speciale, io dico di nostro figlio Maurizio perché è morto già e hanno deciso qualcosa. In più ci sono altre attività, quindi appena in linea, se me lo passi, facciamo spiegare da lui perché deve essere già lì al torneo proprio oggi alle ore 9:30, quindi come vedi rovino la vita alla gente. Prima a Ubaldo che era in macchina, adesso a Maurizio che deve gestire, cioè a nostro papà che deve gestire il promemoria, vediamo. Comunque mentre colleghi con papà, io ti dico che la nostra associazione è appunto, come ho detto, a Volvera, in via Volvera 3, sto dando i numeri, e quindi chi deve mettersi in contatto con me perché deve fare informazioni, 328 07 15 232. Il nostro è aperto martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16. Quando voi chiedete qualcosa e deve essere presente un personaggio che risolve i vostri problemi o vi spiega o vi può dare delle lucidazioni, dobbiamo metterci in contatto, così facciamo venire la persona presente con voi e discutiamo e risolviamo il problema. Hai trovato Gianni? Sì, sono qua, sto ascoltando quello che stai dicendo. Ti chiedo scusa Gianni, allora ti ho rubato qualche minuto, adesso te lo lascio andare. Senti un po' Gianni, vuoi spiegare bene, a parte gli altri temi che sai con le altre cose, questo che stai facendo adesso alle 9:30 di stamattina riguardante il nostro Maurizio? Sì, stanno giocando ancora l'ultima partita adesso. Vai tranquillo, così ci spieghi anche che hai inventato, che hai fatto. Fai quello che devi fare, spiega bene, vai. Ok, allora noi qui stiamo facendo un torneo in memoria di mio figlio Maurizio. Quindi per ricordarlo, perché anche lui giocava, era un atleta come questi ragazzi. Oggi ci sarà in memoria sua, stiamo facendo 3 partite, diciamo per mezzogiorno ci sarà la premiazione di tutti i ragazzi che hanno partecipato e diciamo di quelli che sono venuti anche da fuori, che sono venuti anche squadre da fuori, quindi oggi diciamo in questo momento è arrivato anche Silvio Magliano che farà la premiazione, tanti non so chi lo conosce, chi non lo conosce, comunque è il presidente dei moderati di Torino, quindi abbiamo anche in pratica in politica gente che ci aiuta, quindi noi ci tengo moltissimo
a queste cose. Oggi siamo addirittura in tre posti. Eravamo a nuoto, che adesso stanno arrivando addirittura anche tutti quelli che hanno fatto gli allenamenti di nuoto, e a Orbassano a giocare al campionato diciamo regionale di calcetto, e quindi arriveranno anche loro, quindi in memoria appunto di Maurizio. Domani siamo a Sova Riva Perna, che in pratica ci sarà una gara di nuoto con i ragazzi sempre disabili che in pratica parteciperanno a questa manifestazione a Somma Riva Terna. Quindi stiamo lavorando molto molto bene con tutti i volontari che mi aiutano. Volevo anche dire, visto che siamo, diciamo, chi magari mi ascolta, prima di Natale uscirà, ho scritto un libro per chi vuole prenderlo, poi che se riesco a aiutare le famiglie con dei problemi che abbiano i ragazzi o genitori disabili, e quindi nel libro ci sarà scritto un po' tutta diciamo la mia vita da quando ho iniziato 45 anni fa nel mondo dei disabili. Quindi il libro però, come ho detto, penso che 15-20 giorni prima che uscirà, quindi sono, diciamo, spero che serva per tanta gente di questa roba. Quindi io do una mano a tutti gli sport in pratica che ci sono nella nostra associazione, sono 14 sport, quindi cerchiamo di coinvolgere più gente possibile. Luigi, non so se hai qualche domanda da farmi. No, la domanda, ma purtroppo sono le 11:30, non solo perché volevo dire alla gente che ci ascolta di Torino, qualcuno che potrebbe venire lì in via Pietro Cossa, no? Alla 293 fino alla mezza saremo qua in via Pietro Cossa al campus dove stiamo giocando appunto l'ultima partita. Quindi, sì, al campus, okay. Sì, magari il campus che è via Pietro Cossa, di fronte al McDonald's. Io, sai, queste cose è giusto dirle, visto che qualcuno ci ascolta ed è anche interessato, perché la nostra associazione, la tua, sì. Sai, di disabili come questa è molto conosciuta, è molto importante, in Italia è una delle prime, e quindi poi insomma non è che tocca a me vantarci, ma è qui, siete voi che siete alla testa. Grazie a te, ma non è che insomma noi queste cose le facciamo volentieri, perché con i ragazzi ci teniamo, ecco, perché sono ragazzi che hanno qualche problemino e quindi noi cerchiamo di alleviare un po' queste cose. No, va bene, guarda, adesso caro Gianni, puoi anche ti ringrazio, ti saluto e ci sentiamo se ci sono altri problemi in settimana per sabato prossimo, okay. E poi ne riparliamo. Ok, va bene, io ti ringrazio e grazie di tutto e grazie a chi ci dà lo spazio per queste cose. Okay? Sì, soprattutto questa Radio Libertà che consente a tutti di esprimere il proprio pensiero al di là di quelli che sono rossi, gialli, bianchi, verdi o blu. Sono persone che trattano, discutono e realizzano. Questo è importante. Questa è una radio che ce lo consente. È questo che devi dire. Ci ha ascoltato. Va bene, allora ti do un bacione e ci sentiamo. Ok, ti ringrazio. Ciao. Ciao. Allora io intanto avviso Natalia che consento il minuto di interruzione, perché nella seconda parte dovrebbe essere già collegata, se riuscita, con l'ingegner Diego Cudia, col quale tratteremo la seconda parte, perché ci sono 2 o 3 cose importanti che uno come lui può chiarire, spiegarci, visto che le vive direttamente tra l'Inghilterra, la Spagna, la Francia, la Germania, insomma in Europa. A voi studio e poi ci sentiamo al termine della pubblicità con l'ingegner Diego Cudia. A voi studio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Care amiche e cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Insomma, io questo periodo, lo sapete, è un periodo importante, si parla tanto, io sento anche alla radio, sento le trasmissioni di genuinità, di territorio, però dopo aver parlato di genuinità, scusate, territorio, bisogna mettere gli scarponi a terra, no? Vuol dire che adesso è il momento di vedere se davvero è così. Noi siamo pronti con l'olio nuovo, siamo in raccolta, un olio meraviglioso, che il mondo ci invidia, che dietro i vichinghi che vengono qua d'estate sul lago di Garda, che riempiono il baule della macchina di olio, di vino, di formaggi, roba genuina, roba buona, roba italiana. L'olio nuovo adesso va assaporato. Io quello che posso fare per voi nel mese di novembre, dicembre, gennaio non lo so, è darvi l'olio nuovo al prezzo vecchio. 84 euro 6 bottiglie da 1 litro, oppure 84 euro 3 bottiglie del fresco di Frantoio e 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo, meraviglioso. Il trasporto è gratuito, non lo pagate, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Gustate l'olio Acerbis. Chi ci conosce sa di cosa parliamo, chi non ci conosce provi le 3 bottiglie se volete, non è un problema. 3 bottiglie, consegniamo anche quelle in tutta Italia. Chiamate 030 68 4408, fatelo adesso, oppure visitate olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu e ve sempre regala. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a te la linea, Luigi. Grazie Natalia. Inizia la seconda parte, abbiamo in collegamento con noi l'ingegnere Diego Cudia, al quale diamo la possibilità di essere un po' più unito con noi, stare un po' di più con noi, perché di solito gli do i minuti contati, perché abbiamo altra gente che desidera sempre essere presente. Stavolta, non avendo l'architetto perché è impegnato per motivi familiari, lo spazio te lo godi tutto tu, poi quando vi troverete voi due chiarirete. Comunque grazie, Diego, so che sei in linea, grazie, benvenuto. Sì, sono in linea, buongiorno Luigi, benvenuto anche a te e ai radioascoltatori di Radio Libertà. Eccomi. Allora, ti rubo 20 minuti perché... Sì. A parte che tu mi devi chiarire alcune cose, però qui dicono, chiedo che tu poi spieghi perché fanno così. Qui dicono che per quanto riguarda le auto elettriche, no? C'è l'esenzione dal bollo auto che dipende dalle regioni. Cioè l'auto elettrica, se la compro a Napoli la pago il bollo, se la compro a Torino, per esempio, faccio un esempio. Ma queste cose qui, visto che voi in Europa trattate anche, perché l'auto è per tutte e due, la stessa auto, solo che chi compra una non paga il bollo, chi compra l'altra. Secondo voi, come la dite lì all'estero, in Europa, come si parla di queste cose? Metà paga il bollo e metà no, comprando la stessa macchina con lo stesso costo? La dico 2 righe in breve perché a 90 anni non riesco a essere più chiaro. Allora, come dice... Lei è architetto, ingegnere di queste cose qui, cosa ne dice? Ma Spagna, Francia, anche Regno Unito, Germania hanno un bollo unico. In Italia l'ha detto anche, lo diceva anche tante volte l'architetto Arturo Calligaro da questi stessi microfoni. C'è sempre questa divario tra quello che viene deciso a Roma, che a sua volta è riflesso di quello che è deciso a Bruxelles, e poi le regioni. E quindi come avviene ancora con le auto storiche, le regioni hanno la facoltà, questo tu lo sai anche perché sei stato per tanti anni consigliere regionale, e quindi le regioni, alla regione Piemonte, ecco, ricordiamolo perché mi piace questa cosa,
le regioni hanno questa facoltà di gestire il bollo delle auto, perché fa parte di quelle entrate che le regioni hanno proprio per decreto, ecco. E questo chiaro che crea un divario anche notevole, ecco. So benissimo, perché ho dei colleghi che lavorano a Napoli e hanno preso l'auto elettrica, e a Napoli, ma anche in Basilicata, cioè da Roma in giù, il bollo costa molto, molto di meno. Qualcuno dirà, ma per incentivare, però giustamente come hai detto tu, l'auto come serve al professionista napoletano, serve anche al professionista o all'abitante barese, della Calabria, della Sicilia, ecco. Per cui su questo sarebbe il caso che almeno per i bolli ci fosse almeno un livellamento comune. Invece c'è molta differenza, ecco, tant'è che molti vanno a comprare, oppure è successo che per pagare meno, molte anche famiglie intestano magari la macchina a un familiare, poi si fanno fare una procura, insomma, per portarla, e quell'auto è immatricolata, che ne so, in Campania, ma gira in Lombardia, in Veneto, in Emilia. Purtroppo sono queste cose all'italiana. Sarebbe il caso, come diceva sempre anche Arturo, che ci sia più presenza dello Stato, almeno per i bolli, ecco, che ci sia un bollo unico, perché sennò vengono fuori queste cose qua, e quindi si dà sempre alimentazione a questi escamotage, queste scappatoie, ecco, per pagare di meno, ecco. Per cui alcune regioni addirittura da regione a regione, da regione a regione. Noi sì, c'è anche l'altro discorso, è come le multe, no? esatto, C'è un modo per sapere se la multa è da pagare o no, perché qui dice, come riporta anche altro consumo, al momento il punto cardine è la Cassazione, cioè la regola è secca. Dice che autovelox non omologato, sì. io multa da annullare, ma come faccio io a sapere se è omologato o no? Quindi dice, basta cercare nel verbale il modello del dispositivo e il numero del decreto. A volte è un po' macchinoso, ma si può fare anche con una semplice ricerca online. Cioè qui devi essere tecnicamente interessato, presente, emancipato. Se hai 90 anni, 80 anni o 70, poi se scopri che l'autovelox non è omologato, hai due strade. Puoi fare ricorso entro 60 giorni al prefetto o entro 30 giorni al giudice di pace. Però ti dice, e qui chiedo un tuo parere, se scegli di fare ricorso, perdi lo sconto del 30%. Cioè tu se fai ricorso è perché pensi di aver ragione, non è che sei un deficiente. Quindi il percorso non è sempre breve o facile, ma se hai ragione può far valere i tuoi diritti fino in fondo. Sì, vabbè, però poi la vera confusione nasce dal fatto che molti dispositivi in uso da prima del 13 agosto 2017 avrebbero dovuto essere disattivati. 17, adesso siamo nel 2026, credo, per quanto non so leggere, ma in molti casi non lo sono stati. Quindi il Ministero dei Trasporti doveva approvare un decreto per fare chiarezza, ma tutto è ancora bloccato. In Europa cosa ne dicono? Quindi regna il caos e nel frattempo ogni multa diventa un possibile caso di contestare. Io ti ho letto questo perché voglio un tuo parere e poi tu te lo chiederai sabato prossimo, se riusciamo, con Arturo, dove siete i due tecnici, i due specializzati. Il tuo punto di vista su questo, penso di averti letto qualcosa che conosci, vero Diego? Sì, conosco molto bene Luigi. E quindi dai delle risposte. Allora, fermo restando che
io il consiglio oppure la strategia è quella comunque di mantenere le velocità adeguate, perché nonostante tutto comunque anche nelle autostrade comunque purtroppo ci sono tanti automobilisti che eccellono, cioè che eccedono la velocità comunque e quindi ma anche di tanto, ecco. Certo che se uno viaggia sempre a velocità di codice oppure segnalata, ecco, i 70 sulle extraurbane, i 50, i 30, purtroppo sono velocità assurde, sono in posizioni assurde, però ripeto, partendo da questo io non vado a contestare i limiti, eccetera. Comincio a contestare il fatto che comunque, come anche da ricerche e anche da inchieste giornalistiche, l'80%, questo lo possiamo dire, l'80% dei autovelox è fuori norma. Ecco, per cui questo comporta comunque diciamo, la possibilità di almeno tentare di fare un ricorso, ecco, laddove si capisce che il verbale che arriva a casa è proprio completamente sballato. Ecco. È possibile sapere già prima se quell'autovelox in questione che ci ha multato, se per esempio ha fatto multe, ha fatto sanzioni per altri 100 persone, 200 persone, come spesso accade, allora c'è qualcosa che non va, insomma, ecco, perché per la legge dei grandi numeri o siamo tutti deficienti, non sappiamo più leggere, o siamo tutti Schumacher e vogliamo correre perché, non lo so, per qualche motivo, ecco. E quindi prima di fare un ricorso, ecco, perché giustamente come dici tu, purtroppo anche qui in Italia all'estero non è così, però ripeto c'è sempre questa cosa, ma non dipende da me, non dipende da te, non dipende da questioni ormai generali, insomma, ecco, anche politiche. Quindi con gli autovelox io non è che non voglio consigliare a tutti i radioascoltatori di fare ricorso, ecco, però almeno di essere sicuri, ecco, essere sicuri che quell'autovelox sia, come diciamo noi, sballato, ecco, fuori norma e anche sballato. Una volta che c'è questa sicurezza, allora magari con altri 10, 20, 30 automobilisti è possibile fare ricorso, perché se invece sono da solo, aver ricevuto un verbale, forse evidentemente correvo troppo. Quindi insomma è sempre una questione molto, ma molto un po' così delicata. Spero, questo è quello che penso, no? Insomma, ecco, che un po' dovrebbe essere un po' anche a volte quando dico parlo con camionisti, molti camionisti prendono un sacco di multe perché nonostante abbiano dei limitatori di velocità, però incorrono in autovelox che sono sballati. Sanzionare un camion, un autotreno, sono decine, sono centinaia di euro che partono, ecco, insomma. Oppure molte macchine, ecco. Quindi il consiglio è sempre quello: prima pensiamoci bene, poi facciamo ricorso, ecco. Per cui, tanto come torno a dire, parto dal presupposto, come hai detto tu, molti autovelox ormai hanno superato anche i 5, 6, 7 anni, per cui tecnicamente da un punto di vista tecnologico sarebbero già obsoleti, sarebbero da cambiare. I comuni non hanno i soldi per farlo, non vengono attuati tutti gli aggiornamenti, per cui si va avanti così, ecco. Come dice sempre Arturo, per fare cassa, finché questa cosa dovrebbe finire, ecco, insomma, dovrebbe finire, perché comunque poi la gente sono tanti. Ma c'è anche un'altra cosa, visto che senti un po', c'è anche un'altra cosa riguardante le novità, diciamo, dell'elettrico che sarà in futuro, perché qui dice che
e tu dovresti conoscerla, Peugeot E5008, dove dice che continua il programma di aggiornamento della gamma di Peugeot, perché, qui tu dovresti dirlo, l'ultima novità riguarda appunto questa E5008 che registra il debutto di una nuova variante, dice dual motor, perché l'introduzione di un secondo motore elettrico abbinato all'asse posteriore, poi devi spiegare perché io non lo capisco, spieghi di cosa si tratta, garantisce la possibilità di sfruttare la trazione integrale andando a incrementare il livello di potenza. Si tratta di un nuovo tassello per la gamma del brand francese che settimana dopo settimana diventa sempre più ricca e sempre più elettrificata. E dice, andiamo a scoprire i dettagli in merito, perché dice che la gamma della Peugeot E5008 si rinnova con il debutto della versione elettrica 325 dual motor. Quindi i lettori più attenti, tu dovresti dirmelo, ricorderanno che non si tratta di una novità assoluta questa motorizzazione, perché infatti è stata annunciata pochi giorni fa anche per la più compatta Peugeot E3008, visto che tu queste cose le conosci. I due modelli sono realizzati a partire dalla stessa piattaforma, la STLA Medium, che sarà utilizzata anche per la lancia gamma. Adesso ti leggo metà, poi l'altra metà, se c'è tempo andiamo avanti. Di queste cose qui, cosa ne dici? Sono sempre un'auto elettrica o capisco male io, Diego? No. Allora, da un punto di vista tecnologico, diciamo, ricordiamo che la maggior parte delle automobili, allora fino diciamo a 20, ma anche adesso, insomma, la maggior parte delle automobili era fino a 20-30 anni fa era a trazione posteriore, cioè vuol dire che c'era un motore davanti, un albero di trasmissione e il differenziale di dietro. Il differenziale è quell'insieme di rotismi, come si dice in termini tecnici, rotismi, ma usiamoli perché quando poi uno va in un'officina e si sente dire dal meccanico hai rotto il differenziale perché sei passato sopra una pietra, almeno capisce, insomma il differenziale è quell'insieme di rotismi, perché è come una grande boccia, una grande palla, e dentro ci sono dei rotismi che girano, dei cuscinetti, delle rotelle che girano, e questo girano tra di loro, e questo fa sì che il movimento dell'albero di trasmissione che gira viene trasmesso alle ruote posteriori, così noi abbiamo la trazione posteriore, cioè motore davanti che genera energia, albero di trasmissione che percorre tutta la macchina sotto, e poi differenziale, si chiama differenziale da un punto di vista tecnologico perché gli ingegneri hanno creato in modo tale che durante le curve si è visto che le ruote non girano con la stessa velocità e quindi giustamente le ruote, come dire, interne, quelle che girano nella parte interna della curva, girano di meno rispetto a quelle esterne. Questa è fisica e meccanica, quindi non stiamo lì a spiegarlo più di tanto. Ecco, basta sapere queste cose qua. È un'altra cosa che tu sei pratico, io ne approfitto perché quando solo sabato ti riesco a beccare perché sei sempre impegnato. Sempre questo tema che stiamo trattando, il motivo c'è, perché per esempio se il motore elettrico era 213 CV, no? La nuova motorizzazione abbinato all'asse anteriore da un motore elettrico aggiuntivo collegato all'asse posteriore che garantisce una potenza di 112 CV, il sistema a trazione integrale diventa di 325 CV. Quindi di potenza massima è una coppia massima di 509 Nm, mi spieghi poi cosa sono, perché il motore è abbinato a una batteria NMC agli ioni di litio con una capacità complessiva di 73 kWh.
siccome io non ho capito niente di quello che ho letto, ma ho letto solo, chiedo spiegazioni a te, così chi ci ascolta sa che la macchina che oggi ha 213 CV, col nuovo asse che arriva anteriore, diventa di 325 CV. Cosa ne dici, Diego? Mi riallaccio al discorso del differenziale meccanico, che è praticamente un insieme di rotismi che rola. Allora, questi differenziali che poi per le auto a trazione anteriore sono stati messi davanti assieme al motore, frizione, cambio, differenziale, sono stati messi tutti davanti per le auto a trazione anteriore, e questo differenziale essendo formato da organi meccanici che girano, assorbe tanta energia, cioè proprio non rende quanto dovrebbe. Questo lo si scopre facendo poi dei normali calcoli. Gli ingegneri, anzi, sono le prime cose che insegnano a ingegneri a calcolare quando sono all'università, calcolare diciamo, la quantità di energia che viene dispersa. Ecco. Allora, quando noi, come hai detto tu, avendo tutto davanti, e noi siamo stati anche pionieri in Italia con la Lancia Flavia, la Lancia così si chiamava, tutta avanti questa tecnologia, perché aveva motore, cambio, differenziale, frizione, tutto davanti, e quindi di dietro l'asse posteriore era vuoto, era solo un contenitore, un porta impianto frenante. Allora capisci bene che su questo tipo di automobili, e quindi il SUV che hai citato tu, ma non è il primo, la maggior parte funziona così, avendo l'asse posteriore vuoto, allora c'è la possibilità di inserire 1, 2, anche a volte 2 motori elettrici che chiaramente hanno una potenza. Quelle nanometri, quelle NM, sono tutti quantità, sono tutti mezzi, sono tutti unità di misura, come il metro, come il centimetro, come il litro, come il chilogrammo. Ecco. Chi si occupa di meccanica ha a che fare, insomma, basta dire, diciamo, che sono unità di misura. Ecco, ovviamente sai bene che più alta questa unità di misura, i kilowattora, i nanometri, questi qua, più sono alti e più c'è forza. Detto proprio in parole, proprio che si possa capire, come dice il collega Giordano, che anche la mia mamma possa capire. Ecco. Per cui più sono valori alti, più c'è forza, e quindi chiaramente trattandosi di un'automobile, più c'è forza, più c'è velocità. Ecco, per cui diciamo che in qualche modo abbiamo fatto capire che la possibilità di inserire all'asse posteriore un motore, oppure come fanno alcune macchine, ultimamente abbiamo visto anche, adesso uso un termine di paragone forse estremo, la nuova Ferrari tutta elettrica, ha 4 motori per ogni ruota, cioè uno per ogni ruota, che sono motori elettrici, per cui la potenza passa da ogni motore. Io ho detto anche altre volte, non c'è limite alla potenza che possiamo dare a un motore elettrico, può essere di 100 kW, ma può essere anche di 500 kW, anche 1000. Noi possiamo avere dei mostri pieni di potenza che viaggiano su strada, ecco. E infatti a volte avviene con dei progetti che ho avuto la fortuna e possibilità di seguire, dove automobili le hypercar, che sono 2000 cavalli di potenza, 500 per ogni ruota. Tu pensa a che velocità e quanta forza c'è in quelle macchine. Allora, tornando al discorso che hai detto prima della Peugeot, eccetera, ha messo un motore elettrico, e quindi il motore elettrico, abbiamo sempre detto, ha meno assorbimento di energia. Cioè il motore elettrico, se gli dai 100 di entrata, restituisce 95-97 di uscita, e quindi capisci bene, è più, e come ancora dicono in un'informazione che tempo vola. performante. Tanto questo qui lo trattiamo anche sabato con Arturo, perché qui ci sono delle 4 modalità che poi spiegheremo, sempre per quanto riguarda la Peugeot con tutta la sua roba. Ma senti un po', Diego, ma visto che io, quando c'è qualcosa che si riferisce all'Europa,
ne approfitto della tua presenza. Qui dice, per quanto riguarda noi in Italia, scusami, le nuove regole sulle patenti, come le direttive europee, quindi poi me le spieghi, includono la possibilità di conseguire la patente B a 17 anni con guida accompagnata fino ai 18. L'estensione della validità delle patenti A e B a 15 anni e l'aumento del limite di peso per la patente B a 4.250 kg per guidare veicoli più grandi, inclusi camper e autocarri leggeri. Il nuovo codice della strada ha anche inasprito le limitazioni per i neopatentati, estendendo a 3 anni il periodo di guida per auto meno potenti e modificando i limiti di potenza specifici da 55 kWh a 75 kWh e fino a 105 kW. Però, Diego, e poi con Arturo voglio chiarimenti, io credo che se ho la patente e guido una macchina, che io abbia 15 anni, 90 anni, guido sempre la stessa macchina, anch'io che ne ho 90, come quello che ne ha 15, perché sono specializzati, sono difesi, sono tutelati. Cioè, di questa storia qui in Europa, gli europei, come mai hanno deciso cose del genere? C'è un minuto c'hai, Diego, vai, poi ci saluti. Ma io guardo l'aspetto sociale, anche psicologico e anche etico della cosa, perché poi se dobbiamo fare cassa o comunque dobbiamo fare in modo che anche un quindicenne possa guidare una Ferrari, se uno si mette a tavolino e cerca di tirare fuori anche questa norma qua, insomma, ecco. Ovviamente allora, le case che costruiscono automobili sfornano modelli sempre più, come ho usato prima il termine, performanti, cioè c'è richiesta di potenza, di forza, velocità, ecco, per cui non è più come una volta che bastava che avevi una macchinetta 500-600 di cilindrata, 1000 e andavi in capo al mondo. Adesso un po' le case che sfornano per così, e un po' anche i giovani che sono attirati, come è sempre stato, insomma, così, con le auto sempre più potenti e performanti. Sì, effettivamente da un punto di vista proprio fisico, guidare a 15 anni, a 90 anni si fanno gli stessi gesti, non è che cambia la percezione, può variare un attimino, ma se uno è sano, non ha patologie in corso, come vedi i segnali a 100 metri, a 15-16 anni li vedi anche a 90 anni, può magari variare quei 10, 5-10 metri di differenza, insomma, ecco, quindi per cui anzi si è potuto vedere da studi che più le persone aumentano in età, quindi già dai 35-40 anni, un po' perché mettono su famiglia eccetera, e più hanno una consapevolezza migliore di cosa vuol dire guidare. Prima c'è sorta una sorta di incoscienza, insomma, ecco, voglia di provare i propri limiti, di andare incontro anche a volte, come dico quando faccio delle lezioni, incontro alle leggi rigidissime della fisica e anche della chimica. Diego, sabato chiariremo ancora di più. Io volevo dire un'altra cosa, la chiariremo anche con Arturo. L'incidente lo può fare, come fanno adesso, uno in monopattino e lo può fare uno in Ferrari che va a 300 km all'ora. Dai, su, cambiamo un po' i discorsi. È gente che è sempre per strada, che abbia 15 anni, ha una macchina, abbia 80 anni e c'è un furgone, un camion. Dai, su. Comunque, Diego,
Ti prego, Hai ti detto ringrazio, ci sentiamo sabato prossimo perché sì, il tempo è scaduto, la trasmissione dopo di noi ha diritto di, di parlare Però- come facciamo noi grazie a questa radio. per la Grazie, ti do un questo- bacione e ci sentiamo. Grazie sì, Diego. questo è l'argomento della prossima cosa. L'incidente non guarda in faccia nessuno. Per Certo. cui, io ti ringrazio, ti auguro un buon fine settimana, un saluto ai radioascoltatori, alla prossima. Va bene Diego, un bacione, ci sentiamo anche in ufficio la prossima settimana. Io intanto con la regista Natalia, la grande Natalia che mi dà una mano veramente favolosa, ringrazio anche lei e la nostra Radio Libertà ricordando il nostro motto. Innanzitutto chi vuole collegarsi con noi 328 07 15 232 ci trova a None in via Volvera 3. Il nostro motto, che è quello che dovrebbe essere di tutti, è meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Un bacione a tutti gli ascoltatori e forza e coraggio che ci sentiamo sabato prossimo. A voi tutti un bacione, grazie, a voi studio. Avete ascoltato Filo Diretto,